Salve tifosi napoletani! Un monito al Milan. L'audio trapelato rallegra i tifosi napoletani, ma prima di vedere cosa dice iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche e rimanete aggiornati su tutto quello che succede al Napoli. Zieliński, audio su WhatsApp fa il giro del web. È un chiaro avviso al Milan. Nelle ultime ore sta girando un audio di Piotr Zieliński su WhatsApp. Il polacco è molto carico in vista della super sfida di martedì contro il Milan. Napoli-Verona è ormai archiviata. Nella mente dei tifosi azzurri c'è solo la partita di ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan allo stadio Diego Armando Maradona. La priorità di tutti è il passaggio storico del turno. Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, attraverso i suoi canali social ha pubblicato un messaggio di Piotr Zieliński che sta facendo il giro delle chat WhatsApp tra tifosi addetti ai lavori. I calciatori sono belli carichi e si fanno scivolare addosso le critiche di alcuni giornali per il pareggio di ieri contro gli scaligeri. Il messaggio audio di Piotr Zieliński, che appare un po' risentito dalle tante critiche delle ultime ore, dà grande carica a tifosi ed addetti ai lavori ed evidenzia lo spirito dello spogliatoio partenopeo. Il nazionale polacco dice testualmente: possono scrivere quello che vogliono, ma conta solo campo. Frate, martedì conta solo vincere e passare il turno. Poi non parlerà più nessuno. Evidentemente a Zieliński non sarà piaciuta qualche critica ricevuta nelle ultime ore, ma ha le idee chiare e la testa sul manubrio per raggiungere il grande obiettivo europeo. I tifosi napoletani lasciano il proprio like e si iscrivono al canale Notizie Napoli Calcio per essere informati sulle principali notizie dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!